Pronto? Parlo col 113? Sì, 120. E che sta giocando a briscola? Senta, qui nella mia strada c'è da 3 giorni una macchina abbandonata. Volete mandare qualcuno per favore via? Bombolicchio, scriva Bombolicchio per favore. Va bene, veniamo subito. Brigadiere Ciccio, Ah, chi era al telefono? dice che ha rubato una macchina in via Bombolicchio, Bombolone, Cappuccetto, Maccarone, Bussaschi, figlio. E allora andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Alt! Siamo arrivati, ecco la macchina. Lì c'è la macchina. Scendiamo. Brigadiere Ciccio, Ah, prenda il libretto di circolazione. ecco qua. Eccolo qua. Ecco, bravo, bravissimo. Incomincia a scrivere. Sì. 500 abbatti. Abbatte. Aspetta, se cadegno io. Abbatte. Cretino. Lo sapevo io. Vediamo a chi appartiene questa macchina. Carmelo Bacchelle. Cammelo. Bacchelle. Bacchelle, come si scrive sto Bacchelle? Te lo dico io, te lo dico. B come Bologna. Bologna. A come Ancona. Ancona. C come Catania. H come Acqua Sesse. Cretino. Ah. L come Elemosina. sempre cretino. Ah. Sentiamo che cosa hai scritto. Allora, una macchina carica di acqua Sesse, proveniente da Bologna diretta ad Ancona, sbagliava uscita e si venne a tenere a Catania. Rimane oscura la circostanza dell'elemosina. Ma come faccio io ad avere sempre sto cretino fra i piedi? Va bene, va bene. Dammi il rapporto, dammi. Eccolo qua, maresciallo. Ma che cosa mi dai? Questo è lo stezzo, io voglio il rapporto. E allora andiamo a chiamare il meccanico. Ma che cosa hai capito, disgraziato? Darci il rapporto, no? No, io voglio il rapporto di quello che hai scritto e non il rapporto del motore, cretino. Avanti. Ecco a lei, signor maresciallo. Avanti, chiudiamo il verbale. Stai attento a scrivere, e stavolta non sbagliare. Sì. Il maresciallo Culobello Quello bello? A me non mi pare tanto bello. sono io Culobello. Cosa faccio scomodolini che avevi? Ma lasciamo perdere, va. Recandosi sul posto del reato, con l'ausilio del brigadiere Ciccio, è pervenuto alla seguente conclusione. Non avendo potuto catturare i topi d'auto, lascia il colpo del reato sulla strada, prende le impronte digitali per recarsi al gabinetto della scientifica. Avanti, sentiamo cosa hai scritto, sentiamo. Allora, il brigadiere Ciccio è stato mandato all'asilo, mentre il maresciallo Culobello, avendo visto 2 topi nell'auto, si scioglie lo stomaco e non potrà fare la coppa in strada. Quindi si è recato do gabinetto razza scipita. Lo sai cosa ti dovrei dire, vero? Lo sai? Cretino. No! Come mi dici? Bestia, ignorante e cretino. Nome, cognome e paternità.